Ha chiesto di parlare la senatrice Reutz. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Governo, si sta per votare per l'ultima volta al Senato una riforma dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, che via via mostra sempre più accentuata la debolezza della sua ispirazione di base e delle ragioni per imporla. La soppressione delle province nel Friuli Venezia Giulia va contestualizzata nel progetto di riforme dello Stato e dell'ordinamento di quasi 10 anni fa. L'applicazione della legge del Rio si deve quindi intendere come volontà di riformare il Paese con provvedimenti ordinamentali, il cui fine ultimo sarebbe stato quello di modernizzare l'Italia. La regione Friuli Venezia Giulia conta oggi poco più di 1.100.000 abitanti. Abbiamo dunque davvero bisogno di 3 organi elettivi per governare? Noi pensiamo che sia sensato e utile ripensare l'organizzazione sotto la regia della Regione, certo, e in stretta collaborazione con i comuni, che sono 219, alcuni di questi davvero di dimensioni minime, ma che sono sentiti come identificativi dei singoli territori. Territori che presentano delle specificità assai differenziate e con specifiche esigenze e criticità. Ricordo i comuni di confine con le Repubbliche di Austria e Slovenia che, grazie ai progetti europei Interreg e al GECT, avviano assai proficue collaborazioni e servizi transfrontalieri, segno tangibile dei benefici derivanti dalla comune appartenenza all'Unione Europea. Inoltre, all'incrocio tra i 2 corridoi europei che attraversano l'FVG, il sistema portuale del mare Adriatico orientale con Trieste e Monfalcone è uno snodo strategico per Italia, Balcani occidentali, centro-nord Europa e a forziori per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Rinnovo il pressante appello al Governo di mantenere il suo formale impegno a applicare finalmente i trattati internazionali che sanciscono per Trieste lo status di porto franco, estremamente importante per tutto il sistema produttivo regionale. Lo faccio con intensità perché avverto il consolidarsi di forze contro quello che dovrebbe essere un progetto paese, non certo una piccola richiesta di campanile, e alcuni di voi hanno ben chiara la vastità della partita. Dunque servono connessioni organizzative, condivisioni di servizi tra aree similari. C'è un dato politico che deve avere bene in mente quest'Aula, e cioè, senatore Dreosto, che l'abolizione delle province è stata votata all'unanimità, 37 voti su 37, e lo dico a tutte le forze di maggioranza. Certo, ricordarlo oggi suscita il fastidio del centrodestra, perché quella non fu una decisione presa alla leggera. Il Consiglio regionale ha votato dopo un confronto molto approfondito tra le varie realtà e ha coinvolto realtà e comunità locali. Dopo neanche 10 anni e nessuna elaborazione del sistema di governo degli enti locali, quel vasto dibattito sarebbe già superato. Ma da cosa? In ogni caso, per la specialità regionale è una resa. Dal punto di vista del metodo, per modificare le regole si potevano discutere in maniera diversa. Creare connessioni è necessario, ma devono deciderle il territorio e le amministrazioni comunali secondo le proprie esigenze. La Giunta Fedriga sa bene quanto si possa fare, ma che non ha voluto fare. Perché non si è preoccupata di dare sostegno alle amministrazioni locali senza adeguato personale tecnico per i progetti dei fondi del PNRR? Lo abbiamo chiesto a gran voce, e questo non è questione di province ma di governo, visto che la mancanza di personale specifico negli uffici tecnici e di segretari comunali è un problema che affligge tutto il Paese. Il tema della specialità e dell'autonomia è uno dei più delicati. Tutta la migliore riflessione costituzionale della nostra regione si è cimentata sulle fondamenta e sullo scopo del nostro statuto e del rilievo costituzionale che gli è stato attribuito. Un tema bypassato con leggerezza.
Il Friuli Venezia Giulia, il cui destino del dopoguerra è stato pesantemente condizionato da questioni militari e geostrategiche, ha avuto la sua specialità anche grazie alla presenza storica della minoranza slovena autoctona e al giusto riconoscimento delle minoranze linguistiche friulana e germanofono. Il dubbio che mi sfiora è di natura squisitamente politica e riguarda l'indebolimento di questa specialità, il cui esito sarebbe la riduzione progressiva del rilievo delle minoranze in un quadro di normalizzazione. Non posso evitare di riferirmi alla supponenza con cui ancora oggi certe forze politiche di maggioranza guardano agli sloveni e non mi sfugge che anche blandire per ottenere voti è una forma di assimilazione culturale. A quanti si fanno blandire dal profumo dell'attuale maggioranza, voglio dire che tornare alle province come erano e dove erano non porterà nulla alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze. Potremmo parlare di costi che saranno enormi e il reperimento del personale affatto scontato. Le urgenze dei cittadini e il conseguente impiego di risorse sono altre, solo per dire della sanità. Il ministro Ciriani ha colto il pretesto della sua criticità in Friuli e Venezia Giulia per aprire la crisi politica che ha messo in discussione la giunta Fedriga: sanità territoriale, personale medico e infermieristico, liste d'attesa, privatizzazione incalzante anche dei pronto soccorso sono alcuni titoli di una situazione che non migliora. Andrà meglio con le province? Quando ci siamo riuniti per la precedente lettura di questo testo, eravamo nel pieno di una crisi di giunta che stava scuotendo la poltrona del presidente Fedriga, allora tra l'altro alle prese con l'incertezza per un ipotetico terzo mandato. A premere a freddo il grilletto della crisi era stato il ministro Ciriani, in una prova di forza del tutto scollegata da ogni contingenza concreta. Tra titoli di scatola sui giornali, delegazioni ritirate dalla giunta, un pellegrinaggio di Fedriga dalla presidente Meloni, la pseudocrisi si è esaurita. Infatti, sulla base di una scarna paginetta programmatica e secondo una procedura discutibile, è stata allestita una sceneggiata per rivoltare la fiducia al presidente Fedriga. I patrioti sono stati riconosciuti come caposaldo della maggioranza e, archiviato il tema del terzo mandato, possono ambire a correre per la successione di Fedriga e intanto sta facendo buon viso a cattivo gioco. Perché vale la pena sapere che accade in Friuli Venezia Giulia in questi mesi? Al momento, in 8 anni di giunta Fedriga, non è stato impresso nessun segno proprietario alle 2 legislature, nessuna riforma, solo il declino demografico, la spesa effimera dell'abbondanza di risorse che viene dalla specialità, il tracollo della sanità, che non è occultabile nemmeno dal presidio di tutti i mezzi di comunicazione. Ecco che oggi, in un panorama accidentato, la resurrezione delle province è l'unico punto programmatico che il centrodestra, in particolare la Lega, potrà vantare di aver realizzato. Ma quando mai un governo anche regionale si è fatto ricordare per aver realizzato una controriforma? Ebbi a suo tempo occasione di parlare di una sete di potere, di un esercizio autoritario del governo che non ha nessun rispetto per i sindaci e le giunte dei nostri 219 comuni che lavorano in situazioni difficili. Lo ribadisco ora che non si discute più se ricostruire le province, ma come. Ecco che servirebbe un confronto strutturato e istituzionale tra regione e comuni. Comuni che devono essere protagonisti del progetto di riordino perché sono il primo presidio istituzionale e il front office dello Stato e non possono essere esclusi dalle decisioni che riguardano le autonomie locali e i servizi essenziali. Sono affermazioni dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia. Molto ci sarebbe ancora da dire, non ci ripenserete, tirerete dritto? Non avete voluto ascoltare nulla, non avete voluto far tesoro delle esperienze del passato. Avete pensato che vincere le elezioni vi desse la facoltà di fare e disfare a prescindere dall'evoluzione, e anche le istituzioni registrano nella loro parabola. E per questo, per tenere accesa la speranza, dobbiamo votare contro. Grazie.